Salve amici miei, ed anche questa volta sui social, incontriamoci al Fast Beauty, estate. Ho il privilegio questa sera di avere qui con me 3 dot, la dottoressa dermatologa Nadia Russo, psicologa e sessuologa Emanuela Morra, e sempre parlando della gioventù, e con noi il dottor Carlo Alfaro, pediatra. Iniziamo subito con la dottoressa Nadia Russo, dermatologa e venerologa. Ciao René, ciao amici del Fast Beauty ed eccoci qui. Dot, grazie. Grazie a te. Allora, il periodo che stiamo vivendo, le macchie, le discromie, il sole malato, che poi è un sole che noi amiamo, è vero Dot? Ma sai René, il sole non è malato, siamo noi che facciamo un uso sbagliato del sole, perché il sole, se vogliamo, ci può essere amico. E le macchie però rappresentano un pericolo, e soprattutto per noi donne che facciamo uso di cosmetici non sempre adeguati, qualche volta terapie anticoncezionali o terapie antibiotiche non appropriate nel periodo estivo, che possono dar luogo a quelle fastidiose macchie che si presentano sulla fronte, sulle guance, soprattutto zona degli zigomi, o addirittura la zona superiore del labbro, quindi con il baffetto un po' nero che Sì. diventa molto, molto evidente. E quindi la prevenzione... Come se si rinnovasse quella macchia. In realtà la macchia non va mai via, René, Sì. anche nel periodo invernale. Il discorso è che, rimanendo di base un alone già più scuro, nel periodo estivo, quando ci prendiamo sole, è già una nuance in più di colore, e quindi aggiungiamo una bronzatura, tra virgolette, su una macchia già presente. E questo è il motivo per cui sembrano evidenziarsi nel periodo estivo, ma in realtà sono presenti tutto l'anno. E anzi, ci tengo a dire agli amici che ci seguono che le terapie e le cure per queste macchie vanno proprio affrontate nel periodo invernale, Sì. e non già in primavera, estate, quando diventano più evidenti e tutti poi vogliono correre ai ripari, ma purtroppo avendo noi le mani legate, perché sono dei trattamenti un po' aggressivi che necessitano dei mesi invernali piuttosto che dei periodi di sole. Quindi chi soffre di questo problema deve ricordarsi che al rientro dalle vacanze deve iniziare ad affrontare il problema con il proprio dermatologo di riferimento. Vale a dire la stessa cosa quando ci troviamo con le macchie, le famosissime macchie della senescenza. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutto quello che è macchia che va rimosso in maniera fisica, cioè che cosa intendo per rimozione fisica? La crioterapia, la laser terapia, i trattamenti con degli acidi quali peeling, sono trattamenti aggressivi che in qualche maniera bruciano la nostra pelle, e questo è il motivo per cui non possiamo assolutamente pensare di effettuare questi trattamenti nel periodo estivo. Quindi tutto nel periodo invernale, che vada da ottobre fino a massimo aprile-maggio, non oltre. Dottor, la psoriasi. Sai, questo è un argomento bello impegnativo, René. La psoriasi è molto diffusa nella popolazione mondiale, oltre che campana, ed è una malattia cronico-recidivante. Significa che di base resta sempre, cioè è un'alterazione genetica di cui chi ne soffre la porterà dietro a vita, e che tende ad avere degli alti e bassi, quindi dei momenti in cui la malattia ha una fase di stallo, di quiescenza, di spegnimento, chiamiamolo come, insomma, diciamo come vogliamo chiamarlo, e dei momenti in cui invece, anche legati a condizioni psicosomatiche, a forti stress, siano essi lavorativi, siano sentimentali, o comunque anche condizioni caratteriali particolari, in questi momenti la malattia può avere una recrudescenza e quindi avere un suo picco massimo di manifestazione. Il problema della psoriasi è che si presenta con delle macchie rosse e desquamate molto fastidiose, e che per i pazienti che ne sono affetti diventano molto invalidanti sotto l'aspetto psicologico, perché chi dall'altro lato non capisce qual è la malattia si impressiona e quindi tende ad evitare il contatto con questa persona, perché hanno paura di una malattia che possa essere infettiva. Certo, dottore. Oggi a disposizione abbiamo una serie di mezzi che ci permettono di migliorare questa patologia,
sia con delle nuove terapie in crema, quindi topiche, ma anche con dei farmaci che richiedono un impegno maggiore, che sono i farmaci biologici di cui oggi tanto si sente parlare, che però necessitano di un percorso un po' più complesso, con degli esami di sangue per valutare le condizioni generali del paziente, e quindi i pazienti che possono intraprendere questo percorso con dei risultati veramente ottimi devono comunque essere affidati a strutture universitarie o ospedaliere con degli ambulatori dedicati. Sì, Ma in più, René, ritornando anche un po' al sole di cui parlavamo prima, e ti dicevo, il sole non è sempre un nemico, ma qualche volta può rappresentare un nostro alleato. La psoriasi, ebbene, è una di quelle malattie che risente in maniera positiva del sì, beneficio del sole. vero. Quindi i nostri pazienti affetti da psoriasi, io sono la prima a consigliare, appena iniziamo, sai, a Napoli le belle giornate sono tante, abbiamo Certo. tanti mesi di sole, consiglio sempre di fare delle passeggiate all'aria aperta, di avere le zone esposte, nonostante, voglio dire, possa sembrare un po' fastidioso esteticamente il problema, perché il sole rappresenta veramente un amico per la nostra psoriasi. Che va, bene, 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 come sempre molto precisa, esauriente. Dopo vogliamo parlare dei capelli, è la stagione che ci porta ai lavaggi frequenti, al mare, l'esposizione al sole. Mi farebbe piacere toccare questo argomento con te. Certamente sì. I capelli sono un altro, diciamo, argomento delicato perché chiudono il nostro quadro, sono la nostra cornice e quindi insieme alla pelle rappresentano il nostro biglietto da visita. Certamente nel periodo estivo siamo portati a lavarli più frequentemente, del resto andando anche al mare un po' tutti i giorni dobbiamo eliminare la salsedine che è un danno, può rappresentare un danno per i nostri capelli, che quindi a furia di lavarli e di asciugarli costantemente anche col phon tendono a sfibrarsi. Io a volte faccio un esempio molto pratico, soprattutto ai ragazzi giovani che maltrattano i loro capelli. Dico, se tu la tua maglietta preferita la metti tutti i giorni e la lavi tutti i giorni, che cosa succede dopo un mese? Dici, ah, si buca e la devo buttare. Ebbene, è la stessa cosa che È succede uguale, ai nostri capelli. Se uguale noi preciso. non adoperiamo delle accortenze particolari, dei prodotti adeguati, per esempio con degli shampoo delicati che non hanno molti tensioattivi, che lavorano su un cuoio capelluto sensibile, anche il phon non deve essere molto vicino ai capelli, e la Le maschere temperatura, nutrienti, le le maschere. maschere nutrienti assolutamente, cioè ma C'è anche dell'olio degli prima oli di del sole. protezione per l'esposizione solare, assolutamente sì. Sono tutte cose che ci portano a mantenere i nostri capelli in uno stato di benessere. Dottore, l'importanza degli integratori. Ma gli integratori sono fondamentali perché allora, facciamo la premessa che noi abbiamo un'alimentazione completa, va bene? Quindi non dobbiamo integrare delle sostanze alimentari di cui siamo carenti. Nel caso degli integratori per i capelli, noi aggiungiamo delle sostanze che nello specifico agiscono sulla cheratina del capello o agiscono sulle unghie, perché Certo. unghie e capelli hanno, diciamo, necessità delle stesse sostanze. Ecco Unghie, capelli perché e pelle, dottore. assolutamente, ecco perché diciamo l'integratore è importante. E in più, Rene, volevo giusto Sì, concludere anche per dare notizie nuove ai nostri certo. pazienti che ci seguono. Esistono delle terapie, delle mesoterapie che vengono effettuate sul cuoio capelluto, che per quelle persone che hanno maggiori problemi di caduta, eccetera, sono degli ottimi rinforzanti e sono terapie iniettive, sopportabilissime a base di vitamine. Doc, io volevo anche ricordare agli amici che ci seguono in questa carrellata Fast Beauty Estate sui social, i nostri, durante la quarantena, i nostri articoli che ci siamo confrontati e tranquillamente possono leggere nella pagina Fast Beauty dove ci sta un giusto supporto della dottoressa per Assolutamente, ci quanto riguarda sono la pelle, dei prodotti dei nello prodotti specifico e ci che sono dei stavamo validi citando. consigli, va È sempre bene? una gioia averti con Anche me. per me, grazie René, Va il mio applauso alla tua grande professionalità grazie. e sono sicuro che da casa chi ci segue, come sempre, ogni giovedì alle 23 sulla pagina e su YouTube, un canale
nello specifico realizzato dal nostro regista Salvatore. Architravo, la memoria, viva Salvatore. E allora, grazie Doc. Grazie a te. E con voi a tra poco. Grazie dottoressa. E con voi a tra poco ancora altri ospiti al Fast Beauty. La vita avrà più dolore tra le mani, dire nella magia e lo specchio mi sorride, mi piaccio io davvero. Fast Beauty e sono bella perché Fast Beauty, mago del gruppo RN. E rieccoci. Incontriamoci al Fast Beauty estate e questa volta è con noi, ve l'avevo già annunciato, sessuologa, psicologa, bella donna, affascinante, è il piacere di incontrarla e incontriamola insieme. Emanuela Morra. Ciao René, buonasera a tutti. E Grazie allora, dell'invito. come stai? Bene, molto bene. Mi fa piacere. Contenta di ritrovarti. Anche per me è una gioia, ci siamo visti in questo periodo che ormai lo dobbiamo un attimino cancellare dalla nostra mente e con la distanza, invece finalmente rispettando tutte le norme siamo qui al Fast Beauty, al camerino trucco del 49 in via Domenico Morelli. Manu, perdonami tesoro, vado subito nella parte più incisiva. Stiamo andando al mare, c'è paura di relazionarci, c'è paura di incontrarci. Alla cassa vedo delle facce strane, questa mascherina indubbiamente va ancora portata e chissà per quanto tempo ancora, nonostante che ci crea tanta sofferenza, ma io leggo negli occhi di tante persone la paura. Sì, hai assolutamente ragione, nel senso che viviamo i postumi di un periodo che ci ha comunque toccati tutti. È stato un periodo molto faticoso, molto doloroso per tante persone sono morte, quindi voglio dire, ci siamo trovati anche ad affrontare qualcosa che non avevamo idea di cosa fosse. E adesso ovviamente ci sono gli strascichi di tutto quello che abbiamo vissuto. Per fortuna siamo in un'altra fase, per fortuna ci siamo molto ammorbiditi, abbiamo cominciato a rincontrare persone eccetera, però sono d'accordo con te Rene, c'è ancora molta paura, ci sono queste mascherine che vengono portate, ancora nei locali bisogna indossarli, c'è la distanza di sicurezza eccetera. Sì, anche perché non dimentichiamo che noi osserviamo e ascoltiamo molto i telegiornali, tutte le informazioni che ci danno dalla televisione eccetera, che continuano comunque a dirci attenzione perché il virus può tornare eccetera, e quindi chiaramente questo ci tiene in allerta. Alcuni dicono che probabilmente dopo l'estate ci sarà un nuovo ritorno, che forse questo virus sarà diverso ma che comunque tornerà, e quindi ovviamente noi siamo spaventati. Il mare però, come dire, è anche grande libertà, è aria all'aperto, è possibilità di stare a contatto con la natura, e questo sicuramente ci dà energia positiva, energia nuova, quindi questo è un momento secondo me rigenerante che noi dobbiamo cogliere assolutamente. Perdonami Doc, psicologicamente anche il sole, il mare, la libertà come tu dicevi ci porta anche a una grande distrazione, al percorso dell'anima in un modo diverso, accettiamo quello che è accaduto ma guardiamo in faccia insomma la realtà della vita. Sì, anche il pregio di stare ancora qui su questo, che se ne dica, è stupenda. Sì, anche perché noi siamo stati chiusi in casa per tanti mesi, no? Adesso la possibilità c'è mancata aria, luce, luce, sole, c'è mancata la comunicazione interpersonale, il relazionarci da vicino, il sentire il vento addosso, abbiamo dovuto scoprire una realtà un modo di vivere, è una realtà che è del tutto assente nella nostra anima, e io parlo con te dell'anima. Vedo anche tanta libertà tra i giovani, è un dato del dopo. Guarda, questa questione della libertà è un concetto molto complesso, innanzitutto perché ognuno può dare un'accezione differente alla parola libertà. I giovani, come dire, sono un po' lo specchio di quello che stiamo vivendo, no? E non parlo soltanto del Covid, parlo in generale. I giovani sono il riflesso e anche il frutto di quello che vivono nelle famiglie, di quello che vivono a casa.
In realtà ti devo dire, purtroppo tutta questa libertà molto spesso in realtà è tra virgolette finta. Ci sono tanti giovani che si nascondono dietro i social, ci sono tante identità che non corrispondono alla verità, perché oggi i social danno questa possibilità. Allora facciamo attenzione, perché possiamo scambiare per disinibizione e libertà quella che in realtà non è, e cioè questa possibilità di creare delle false identità, per esempio dietro i social. Quindi prestiamo attenzione a quanto poi un giovane veramente si sente libero di poter essere se stesso. Diciamo che se parliamo dell'adolescenza è una fase di vita molto delicata, dove la libertà non viene già toccata veramente, perché è una fase di transizione dove c'è un passaggio, dove c'è ancora la costruzione dell'identità completa, quindi è un Certo. momento molto delicato. È vero che con la nascita di un figlio andiamo nella sfera della sessuologia, Sì. lei è psicologa e sessuologa, Sì. e allora anche l'orario che me lo consente. Vado oltre? Posso? Vai. Me lo consenti? Tu lo sai che puoi tutto. E ti ringrazio. Allora, è vero che la nascita di un figlio crea problemi nei rapporti? Sì, la nascita di un figlio è un evento meraviglioso, no? Che tutti raccontano in modo assolutamente gioioso, ed è oggettivamente una gioia. La coppia cambia completamente, perché se fino a quel momento si è in due e si gestisce, si nutre la dimensione solo esclusivamente relazionale come partner, quando invece subentra un figlio scatta una nuova dimensione, un nuovo ruolo, che è quello genitoriale, e sicuramente c'è un cambiamento della dimensione famiglia che da 2 diventa 3. Certo. Okay. Ovviamente ogni cambiamento comporta una crisi. Per crisi, sappiamo, lo intendiamo, la rottura di un equilibrio e il ripristino di un nuovo equilibrio. Ci vuole del tempo e ci vogliono degli strumenti, perché molto spesso proprio la nascita di un figlio mette in crisi la dimensione coppia. Sì. Allora, l'uomo tradisce. Anche la donna. Indubbiamente, però la donna viene sempre poi considerata innamorata, infatuata, passionale, da psicologa a sessuologa. Che differenza c'è? Perché si stabilisce che l'uomo è un traditore e la donna invece è portata perché è innamorata? Allora, perché questo è un retaggio culturale che ci portiamo dietro. Innanzitutto perché prima c'è il mito dell'uomo, l'uomo che tradisce, che può tradire, la donna no, eccetera, eccetera. Quindi con il passare del tempo la donna che tradisce viene vista, attenzione, non è come proprio così, nel senso non è necessariamente vista come la donna che ama o si innamora. La donna, per il retaggio culturale a cui apparteniamo, viene vista come quella che se tradisce una poco di buono, mentre l'uomo ha, come dire, quell'aurea di giustificazione dove vabbè il maschio è l'uomo. In realtà non è vero che tradiscono di più gli uomini, tradiscono le donne, assolutamente. Le motivazioni sono tante, possono essere tante, e non è detto, parliamo della donna che viene più coinvolta emotivamente, perché la sessualità della donna è Forse differente. anche più determinazione la donna. E poi c'è un passaggio, l'uomo quando tradisce non lascia con una partner fissa, così come la donna, cioè la donna è più determinata e quando tradisce a un certo punto può anche decidere di mollare il partner. L'uomo ha più difficoltà a farlo e sta più facilmente con 2 piedi in una scarpa. Sei grande, io ti adoro. Raggiunta la terza età, che bella età. È vero che non si ha più desiderio? Ma assolutamente no. Io conosco delle persone meravigliose terza età che vivono una sessualità assolutamente leggera, assolutamente più consapevole. Assolutamente sì, e si hanno con una consapevolezza diversa, maggiore, che rendono la sessualità qualitativamente anche migliore. Anche perché nella terza età non si resta più incinti, no? Perché chiaramente con la menopausa, e quindi c'è la libertà di potersi vivere la sessualità a 360 gradi, quindi assolutamente la sessualità, fino a che c'è vita c'è sessualità. Ti adoro. Grazie Emanuela, grazie tanto. Grazie a voi. La nostra Dot, seguitela sulla sua pagina, sui social, è molto famosa, e grazie di essere stata qui al Fast Beauty. Come sempre sei la benvenuta, sei di casa ed è una gioia parlare con te. Una gioia essere qui e mi sento a casa, quindi grazie dell'invito.
Che bella che sei, che bella che sei. A tra poco, ancora un altro ospite. Ciao Manuela. Ciao René, Una grazie. felice estate. Grazie anche a te. Fast Beauty, mago del gruppo RN. Ho l'onore e il privilegio di avere qui con me il Dot direttamente da Venezia per noi, cari amiche, per incontrarci al Fast Beauty, Umberto Sant'Aniello. Umberto, grazie, urologo, andrologo, grazie in primis della tua presenza qui a Napoli e poi al Fast Beauty. E diamo qualche dritta agli amici che ci stanno seguendo in questo momento. Ogni tipo di prodotto di questa produzione è specifico per un singolo problema e ti garantisco che al 90% dei casi il singolo problema viene risolto. Quindi riuscire a trovare dei prodotti che possano risolvere questo tipo di situazioni, dal deficit menzionale al deficit alla missione notturna fino al deficit erettivo e conseguenzialmente addirittura fino ai rapporti sessuali veri e propri, è importante. È un prodotto salutare per la salute dell'individuo ed è un prodotto naturale. È stata una gioia averti qui con noi al Fast Beauty Estate. Umberto Sant'Aniello, urologo, andrologo. Grazie tante. Grazie a voi. Fast Beauty, la vita avrà più colore tra le mani di René, la magia e lo specchio mi sorride, mi piaccio io davvero. Fast Beauty, e sono bella perché Fast Beauty, mago del gruppo RN. È con noi il dottor Carlo Alfaro, Buonasera. pediatra. Grazie Dot. Grazie a te, grazie. Tu stavi con noi nell'incontro precedente, Vero. Fast Beauty Estate. Dove eravamo rimasti, Dot? Innanzitutto per me è un onore essere con voi e quindi questo invito non può che rendermi pieno di piacere Caro. e gioia, grazie. Che caro che sei, per Eravamo noi è un rimasti- privilegio. No, grazie a voi. Eravamo rimasti alle domande che erano arrivate in redazione circa i problemi con i bambini e poi mi hai detto che erano arrivate delle domande anche riguardo a ragazzi più grandi, quindi adesso ti ho detto, visto C'è che anche mi un'altra interessa- competenza da parte tua, Sì. Dot, al di là del pediatra. Io mi vorrei soffermare su questo aspetto. Sì, infatti io sono nel Consiglio Nazionale di Medicina dell'Adolescenza e quindi visto che mi hai detto che dei telespettatori ti hanno scritto a proposito di problemi con i loro ragazzi, ti ho detto molto volentieri risponderò a delle curiosità, delle domande, delle piccole problematiche che possono avere con i loro adolescenti, se posso aiutarli. Mio figlio di 18 anni Sì? si mette sempre nei guai. È una volta un incidente, una volta un litigio tra amici e addirittura qualche volta mi è capitato di andarlo a salvare da una grande rissa. Questo ragazzo, dottore, cosa dobbiamo fare? Il problema che pone la nostra telespettatrice è molto comune perché sembra che gli adolescenti abbiano proprio una propensione per il rischio, per mettersi nei guai nelle situazioni difficili. Oggi le neuroscienze ci hanno dato una spiegazione su questo fatto. Il loro cervello funziona in maniera diversa sia dal cervello dei bambini che da quello degli adulti, cioè predilige le situazioni che possono dare una ricompensa immediata. Loro provano piacere dall'ottenere un risultato inaspettato, quindi mettersi in una situazione difficile, impossibile, rischiosa e superarla. Quel superamento del rischio gli dà una gioia, un piacere e quindi è una cosa che ricercano, perciò si mettono sempre in queste situazioni Infatti al lei limite. sottolineava, Dot, perdonami, l'amica che ci segue sottolineava di violenza in casa mia non se ne parla e non si è mai effettuata una roba del genere. Sì, Questo sì. ragazzo come mai me lo trovo così? Brava, sì, effettivamente poi da genitori con famiglie assolutamente normali capita che questi ragazzi in questa fascia di età non riescono a considerare le conseguenze delle loro azioni, è proprio una caratteristica del pensiero adolescenziale, non riescono a vedere bene come facciamo noi da adulti a ponderare che cosa succede se mettiamo in atto un comportamento rischioso. State tranquilli che è solo una fase, perché è proprio lo sviluppo del cervello, cioè quell'area frontale, quell'area più impulsiva che si sviluppa più tardivamente, quell'area che controlla gli impulsi invece che vengono dal sistema limbico che si sviluppa più tardivamente, quindi la maturazione tardiva di questa corteccia frontale che avviene verso i 25 anni comporta che fino a quell'età
Il sistema invece limbico, che è quello delle emozioni, del piacere, della ricerca immediata di una gratificazione, prende il sopravvento. Quindi dobbiamo avere molta pazienza e molto controllo. Essere genitori di ragazzi e adolescenti significa essere pienamente sul pezzo, impegnati, Certo. seguirli attentamente, entrare nel loro mondo, entrare in empatia con il loro universo, mettersi nei loro panni, capire che cosa possono provare, non ragionare con il nostro cervello di adulti che ha quest'area frontale ben sviluppata, ma con il loro cervello di adolescenti che hanno questo sistema invece completamente in balia delle emozioni e del rischio. C'è una domanda molto particolare, singolare, Sì. io la trovo, di Sì. una mamma che penso che stia vivendo una forte emozione. Lei da adolescentologo, Sì. in che età può recepire il messaggio di un bambino in fase di omosessualità nascente? Sì, a volte è un dubbio che i genitori si pongono, ma a volte anche in maniera non giusta, nel senso che l'orientamento sessuale inizialmente può cambiare, quindi ci sono molti bambini che possono sembrare manifestare un'identità di genere non orientata in quello che è il loro sesso biologico, no? Bambini che sono maschietti però hanno degli atteggiamenti di tipo femminile, o femminucce che hanno degli atteggiamenti da maschietto. In realtà perché noi poi abbiamo degli stereotipi di genere che non sono quelli giusti, nel senso che non è detto che per forza un bambino, per essere in concordanza con il suo sesso, debba giocare a pallone o con le macchinine o con le armi, che la femminuccia per essere O la passione per le bambole, o la bambina che ama il calcio. Non volutamente si può definire la scelta poi dopo sessuale. Esattamente, È vero, quindi mi questi sbaglio? sono bravissimo, vedi, quindi questi sono soltanto degli stereotipi di genere che mettiamo noi, quindi a volte queste paure, dice ma forse il mio bambino ama giocare con le bambole, non sarà uomo, sono sciocchezze, magari sarà un papà molto tenero con i suoi bambini. D'altra parte l'identità di genere e l'orientamento sessuale sono due cose diverse, quindi un bambino può essere perfettamente in sintonia con il proprio genere, quindi un maschietto con il suo genere maschile, una femminuccia con il suo genere femminile, però può avere un orientamento, quando diventerà adolescente, orientato verso lo stesso sesso. Quindi sono due problematiche diverse. Credo che i genitori non debbano porsi il problema di mettere queste etichette, ma debbano soltanto seguire lo sviluppo del proprio bambino e assecondare quelle che sono le sue inclinazioni Dopo me naturali. ne è arrivata un'altra, sempre da adolescentologo. Sì. La mia bambina, sono una mamma laureata, la mia bambina nella più tenera età, crescendo noto ancora molto di più, essere un tantino bipolare. Io non vado oltre perché la domanda è molto complessa, io vado al sodo. Perdonami che sei in ascolto, ma non mi posso prolungare perché è una bella stesura la tua. Ti ringrazio che ci segui ed è un piacere avere una donna importante come te, una laureata con tanto di tutto quello che mi hai scritto, mi hai emozionato. Adesso diamo la parola al dottore, adolescentologo. Grazie. Quanti anni ha questa ragazza? Te l'ha detto la mamma? Sì, si avvicina ai 16, Ai 16 però dalla anni. più tenera età. Sicuramente va seguita da un neuropsichiatra infantile, perché la sua è un'età di transizione in cui per i ragazzi già è un'età difficile, l'età dell'adolescenza, l'età della transizione, la cosiddetta terra di mezzo, in cui non sono più bambini, non sono già adulti, ed è un'età in cui hanno molti compiti evolutivi che devono realizzare la differenziazione dai loro genitori, quindi diventare delle persone diverse da quelli che sono i genitori, interiorizzando i valori dei genitori e facendosene dei nuovi che sono propri, quindi un processo di separazione, individuazione, ma mantenendo tutto quello che hanno imparato durante l'infanzia. Quindi è una fase a rischio che già in sé ha dei momenti di difficoltà, delle salite ripide, e quindi se una bambina già manifesta poi delle difficoltà che potrebbero rientrare perfettamente perché fanno parte delle difficoltà dell'età, oppure potrebbero essere dei problemi che sono slatentizzati dalle difficoltà dell'adolescenza ma che comunque rimarranno nell'età adulta, non va abbandonata. Quindi consiglio alla mamma, ma sicuramente essendo una persona, come tu dici, di cultura e di grande sensibilità nei confronti della figlia, di farla seguire attentamente dal neuropsichiatra infantile, dallo psicologo infantile, per aiutarla a trovare se stessa e a trovare un equilibrio, perché poi la felicità, il benessere non è qualcosa di standard, non è quello che noi adulti vediamo che sia giusto, ma quello che è giusto per quella persona
fatta in quel modo, quindi per trovare un equilibrio, per stare Certo. in una pace con se stessi. Certo, dopo. Allora, io rubo una frase storica, Bimbe dice stop, dalla regia mi fanno dei segnacci, io ti devo salutare gli amici che ci seguono, il nostro appuntamento è giovedì alle 23, tutti i giovedì, Fast Beauty Estate, e la prossima parleremo di bullismo e anoressia con il dottor, Va bene. il nostro caro Carlo Alfaro. E a voi amici cosa dirvi? Grazie tante, è stato un successone già dalla volta scorsa, che è stata il primo debutto sui social, sul mio canale YouTube, sulla mia pagina e sulla pagina degli ospiti che arrivano qui al Fast Beauty e ci danno forza e l'opportunità di interagire a 360 gradi, naturalmente sempre in bellezza. Alla prossima, grazie tante, ciao amici. Tra le